Continua con costanza e intensa attività del Comitato di Quartiere Cannatello, il cui direttivo è quotidianamente impegnato a raccogliere le segnalazioni che provengono dai cittadini residenti nella zona e riportarle agli organi preposti e competenti. E di oggi la richiesta che il coordinatore del Comitato di Cannatello, Renzo Marino, ha inoltrato al nuovo comandante della Polizia Municipale di Agrigento, Vincenzo Lattuca, al quale intende sottoporre alla sua attenzione tematiche quali la situazione della viabilità, l'illuminazione pubblica, la pulizia e la tutela ambientale e la situazione della rete fognaria. In quell'incontro i delegati del Comitato sottoporranno al maggiore Lattuca alcune situazioni riconducibili alla sfera delle sue competenze d'ufficio, che creano attualmente un quadro sconfortante sulle condizioni del territorio e di conseguenza sulla qualità della vita degli abitanti del quartiere di Cannatello di San Leone, problematiche già rassegnate al sindaco Francesco Miccichè in occasione dell'incontro che si è svolto presso il Palazzo Comunale lo scorso 9 aprile. Il coordinatore del Comitato Cannatello, Renzo Marino, come scritto nella richiesta inoltrata al comandante, intenderà rappresentare alcune particolari criticità che attentano alla pubblica incolumità, come per esempio l'attuale situazione della rotonda posta all'incrocio tra via Cavalieri Magazzini e viale Magellano.